Vorrei sottolineare come i miei genitori fossero molto legati al Barbarigo, tant'è che tutti noi 4 figli siamo stati tutti ex allievi del Barbarigo, e io in particolare ho fatto le medie, il liceo e siamo anche frequentato la scuola di musica con Floriano, quindi la mia famiglia è sempre stata legatissima al Barbarigo e io credo che sia io che mio fratello siamo convinti di aver interpretato correttamente gli intenti e lo spirito dei miei genitori, che se fossero qui oggi sicuramente avrebbero condiviso pienamente questa iniziativa. Noi in qualche maniera abbiamo voluto solamente farci interpreti di un loro sentimento che senz'altro si sarebbe espresso esattamente in questa maniera qui. Un gesto di riconoscenza nello spirito d'amore che la mia famiglia ha sempre avuto per il Barbarigo. Questo altare ci ha, fatto crescere da un punto di vista spirituale, perché al di là che sia stato collocato nella fabbrica del papà, ma comunque presso quest'altare con officiante niente meno che il vescovo Girolamo Bordignon, noi abbiamo ricevuto il sacramento della comunione, quindi ci lega nella nostra crescita spirituale, e appunto per questo sarebbe stato un peccato che non ritornasse a nuova vita e comunque non fosse considerato per quello che realmente significa, cioè un punto di riferimento spirituale soprattutto, al di là del fatto che possa sembrare un mobile, ma questo è solo riduttivo, perché trasmette qualche cosa. Questa è la nomina del padre cappuccino Pier Crisologo da Bassano, nomina del vescovo Bortignon, che incaricava questo sacerdote, questo frate, di fare cappellano del lavoro per la fabbrica del commendator Mario Frugoni, confezioni Patavium. E questo è il libro che ha registrato tutte le messe celebrate in questa cappella, che era situata presso lo stabilimento Patavium Confezioni. Tra i firmatari, dopo che il padre Pier Crisologo ha concluso il suo mandato, Don Giancarlo Minozzi e anche una volta Don Alberto Gonzato. Io sono molto contento di poter questa sera spendere una parola e un momento anche così insieme, perché abbiamo cercato di invitare in semplicità un po' tutte le categorie delle persone che sono afferenti al Barbarigo. Il grazie è fatto ed è dato con tutto il cuore, non soltanto perché è arrivato al Barbarigo questo dono, ma per quello che simboleggia. Io leggo in tutto questo una storia di rapporti belli, felici tra una famiglia e il Barbarigo, il nostro istituto, perché raccogliendo un po' di testimonianze, parlando, loro sono 2 fratelli, ce ne sono altri 2 più adulti, che tutti 4 hanno frequentato il Barbarigo. Il papà in un certo periodo ha dato una mano all'amministrazione del Barbarigo. C'è un rapporto familiare ancora con Don Alberto Gonzato, che era stato invitato ma ne ha sempre 100.000 e quindi chissà dove sarà, ma anche con Don Floriano. E ecco, questo per me è uno dei segni belli di un istituto come il nostro, che fa scuola, perché questo è il primo lavoro, ma lo fa in un contesto anche di famiglia, e quindi cerca di coinvolgere le persone non soltanto per un breve spazio, quello funzionale al diploma del figliolo o della figliola, ma anche per una continuità secondo le possibilità, gli incontri. Dico sempre che l'amicizia è un dono che non si può programmare, ma quando scatta funziona ed è bello, no? Ho piacere che ci sia presente questa sera anche la Presidente del Consiglio d'istituto, la signora Tammone, che rappresenta i genitori a livello più alto e più ufficiale,
con semplicità, con amicizia, ma sono molto contento della sua presenza. Per dire questa vicinanza tra istituto e famiglie, che poi diventa, ecco, anche un modo diverso e il più completo per accompagnare i figlioli e le figliole nella crescita. Mi fa molto piacere anche tutto questo perché dice che se anche il tempo passa i rapporti belli restano, no? Rimane nascosto dentro lì, perché non sappia la tua destra quello che fa la sinistra, per umiltà e per spirito di Vangelo. E la scritta è questa: Vergine Immacolata e l'Immacolata, benedici i nostri ex allievi frugoni che ci hanno donato questa bella immagine e che ricorda anche la giornata che era la festa del Barbarigo, l'8 dicembre, l'Immacolata, e quando veniva Sua Eccellenza Girolamo Bordignon, incappellava tutti quelli che avevano fatto la maturità, dava il cappello della facoltà universitaria, che avrebbero tutti coloro che passandoti davanti diranno Ave Maria. Questa è la scritta che rimane nascosta qui, umilmente, però è stampata nel nostro cuore. La Madonna vede perché dalla sua parte no. Quindi grazie. L'intervento un po' estorto mentre passavamo con altre cose, e ho accettato volentieri. Ho accettato volentieri perché intanto era un'opera che veniva donata e rimaneva in un contesto diocesano, comunque fruita da un pubblico, quindi goduta anche dicevi prima, da un ambiente familiare. È veramente la dimensione anche che avete scelto per questo momento ufficiale, anche se ufficiale con la U minuscola forse, ma davvero testimonia l'intimità e il carattere anche domestico di questo capolavoro. Quindi ringrazio sicuramente Don Cesare, ma ringrazio, se posso permettermi, anch'io la famiglia, perché in qualche modo è un gesto che in un momento così anche di difficoltà, io lo vedo, insomma, è molto difficile trovare in questi tempi la generosità delle persone dal punto di vista proprio anche materiale, no? Sicuramente un altare ligneo, l'essenza, mi si faceva notare, poteva essere quella dell'ulivo, infatti la nodosità del legno, almeno delle colonne e di alcune altre parti, farebbero pensare appunto anche alla radica dello stesso ulivo. Più massiccio e con delle imbiallacciature anche preziose. Questo qui al centro non è un ulivo, a me sembra già forse un noce, della mensa, che dichiara già un disegno settecentesco. A vedere bene però un accordo di una cosa che non ho detto nell'intervista, nel senso che ho l'impressione come che il dipinto fosse preesistente e fosse poi inserito in questa meravigliosa cornice per portarlo in un ambiente privato. È sicuramente un dipinto che nasce per un luogo sacro, per uno spazio sacro, per un altare, ovviamente, ma è la dimensione di questo altare che mi fa pensare proprio da subito a una cappella privata, addirittura neanche un oratorio pubblico dove a questa età, cioè nel Settecento, gli altari si realizzavano in marmo o in pietra, più semplicemente decorati con stucco. Quindi il legno stesso mi fa pensare proprio a un ambiente interno, privato, domestico.
molto interessante per l'iconografia. È l'Immacolata Concezione. A questo io almeno la faccio risalire alla prima metà del Settecento, in cui potremo discutere su alcuni decenni, potremo approfondire anche le ricerche, ho avuto non molto tempo purtroppo. Dovremmo subito dire che il pittore di ambito veneto, quindi rimaniamo nel nostro contesto culturale, precede un esemplare indubbiamente di grande invenzione, ma anche di qualità estrema, come il dipinto di Giambattista Tiepolo, che si trova a Madrid, che in una copia si trova anche al Museo Civico di Vicenza, ed è questa. Io adesso non potevo proiettare, perché ho sentito, comunque questa è la Madonna di Giambattista Tiepolo. E che cosa possiamo già notare? Quindi andiamo un po' a ritroso nell'iconografia, perché non devo scegliere un altro. Notiamo che vi è ancora la torsione della figura. La figura di Maria viene costruita proprio in una torsione. Lei gira la testa verso la sua destra, il busto invece lo torce a sinistra, la gamba che poi va a schiacciare il serpente che poggia sulla mezzaluna, gira dall'altra parte. Quindi è una torsione che genera un movimento sicuramente che anima la stessa soluzione interessante. Molte immagini dell'Immacolata Concezione tra 6 e 700 rimangono ancora molto statiche, soprattutto quelle realizzate dapprima con Zurbarán, ad esempio, in Spagna. Dico subito e vi anticipo che la Spagna nel 600 conosce un momento piuttosto produttivo e felice di questa iconografia, soprattutto in ambito francescano e nei conventi proprio di Siviglia, dell'Andalusia, in particolare con cercheremo di ricordare il più noto, Murillo, Esteban Murillo, si diffonde in tantissimi luoghi conventuali. Però ancora qui non c'è la levità che qui comunque riscontriamo, no? Cioè, di fatto la pittura spagnola insiste molto sul carattere passionale, quindi il colore sicuramente, ma anche le masse si fanno non leggere, hanno un loro volume, non certo la pittura veneta, non come la pittura veneta che ne dà un'edizione molto più lieve. Parlando dell'iconografia dell'Immacolata, dobbiamo aspettare proprio il 500 per vedere i primi caratteri definiti come li immaginiamo, no? Nel raccontare e descrivere ancora prima del dogma del 1854, ricordiamo che Pio IX è lui a decretarlo, a ufficializzarlo. L'immagine viene, almeno così, la situazione di Maria, la sua condizione di sine peccatum, no? È già, come possiamo dire, recepita nelle immagini che l'associano ad alcuni attributi, come la torre di Davide, il giglio tra le spine, lo specchio sine macula, l'arbusto di rose, cioè sono tutti attributi che, affiancati a Maria, vanno a caratterizzare questa condizione di concezione, di Immacolata Concezione. Ed è quindi poi l'immagine dell'Apocalisse, quindi della visione della Madonna, della Signora vestita luminosa con la corona delle stelle. Lì ritroviamo, no, le 12 stelle, ritroviamo l'immagine apocalittica del piede che schiaccia la testa del serpente, che tiene in bocca qui proprio la mela, il frutto
frutto, il frutto proibito, quindi è un chiaro riferimento alla nuova Eva, no? E la luna, la mezzaluna, che anche questa fa parte della visione, la visione della... Per dirvi, nel 523 Luca Signorelli ancora la immaginava in modo piuttosto, come possiamo dire, statico, poco dinamico, e soprattutto veniva associata all'immagine del peccato originale, quindi ad Adamo ed Eva, alla base per esempio di questa composizione. Veniamo un po' alla descrizione dell'opera. Vedete, quando vi dicevo che forse è stata adattata, perché questa teoria di angioletti che vengono a sorreggere, a sollevare l'immagine, sono tagliati in alcuni punti, no? In particolare questo, la testa viene limitata. Quindi può essere che la dimensione non fosse così tanto diversa, ma viene adattata per uno spazio un po' più piccolo e soprattutto viene incorniciata in questo altare. Anche la gamba, insomma, viene tagliata. Però ecco i colori della pittura veneta, questo azzurro lumeggiato da queste pennellate bianche che potrete vedere anche avvicinandovi maggiormente, e questo fondo luminoso che deriva anche da alcuni altri dipinti addirittura del Cinquecento, pensiamo allo stesso Veronese, nelle immagini sacre, questo colore anche rosato della veste, molto diluito e con un panneggio vibrante, no? Che si muove come all'aria, conferiscono all'immagine questa levità, questa leggerezza di cui vi dicevo. In filigrana quasi vedete anche le altre figure angeliche che contornano e circondano la figura della Vergine. Direi che è un bel dipinto e sicuramente ha un nome che non secondario, la dolcezza del volto, le mani così tenute insieme, lo sguardo dolce verso il basso, no? Verso la terra, verso quindi noi tutti uomini peccatori, uomini e donne peccatori. È uno dei tratti più belli, insomma, dell'opera, davanti alla quale non si può che avere un atto di preghiera e di devozione. Spero possa bastare. Grazie. Thank you.
libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. La Costituzione dogmatica sulla Chiesa del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium. Mentre la Chiesa ha già raggiunto nella Beatissima Vergine quella perfezione che la rende senza macchia e senza ruga, i fedeli del Cristo si sforzano ancora di crescere nella santità per la vittoria sul peccato. Per questo innalzano gli occhi a Maria, la quale rifulge come modello di virtù davanti a tutta la comunità degli eletti. De Maria nunquam satis. E davvero tutte le arti hanno parlato della Vergine Santissima. Abbiamo ammirato un capolavoro pittorico, abbiamo ascoltato queste melodie che hanno accompagnato parole stupende. Ora ascoltiamo la poesia più alta rivolta a Maria che sia mai stata scritta. Ascolteremo la preghiera alla Vergine di Dante, tratta dal 32esimo canto della terza cantica. Vergine Madre, figlia del tuo Figlio, umile e alta, più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio, tu sei colei che l'umana natura nobilitasti sì, che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine, concedi a noi di godere la gioia della vita senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen.